nel turismo quello che si perde non si può più rifare. Una camera non venduta oggi non si vende 2 volte domani e non possiamo fare magazzini. Pertanto i posti di lavoro che in questi 4 mesi, ormai ci metto dentro anche il mese di giugno, erano dedicati soprattutto al lavoro a tempo determinato, perché in questo periodo c'è un maggior afflusso di clientela, questi sono stati persi. Si può, diciamo così, annoverare come numero almeno non meno di 700-800 posti di lavoro che nel bacino termale uganeo sono stati persi. Il bilancio di Federalberghi Terme purtroppo non è roseo. Le prime settimane di aperture degli alberghi di certo non bastano a ripianare il buco provocato dall'emergenza sanitaria che ha annullato completamente la stagione primaverile, che è la principale fonte di guadagno per il comparto termale. Il bacino di Abano e Montegrotto ai piedi dei Colli Euganei è uno dei più importanti d'Italia, ma sono molti gli albergatori che hanno scelto di far slittare la riapertura dei loro hotel. Molti alberghi che avevano già previsto di aprire hanno prolungato la chiusura per 2 motivi. Primo, perché effettivamente le prenotazioni sono piuttosto scarse, e in secondo luogo perché effettivamente non è stato scritto da nessuna parte che l'albergatore non è responsabile se un dipendente o un cliente si ammala di Covid. Tanti i costi da sostenere per la formazione del personale, la riduzione dei posti per garantire il distanziamento sociale e così, visto che le prenotazioni erano scarse, alcuni alberghi sono rimasti chiusi. La speranza dopo la riapertura dei confini nazionali e la ripresa dei clienti stranieri, per lo più tedeschi e svizzeri. Sicuramente le nostre aziende, parlo in generale, fanno una bella figura perché tutti coloro che si sono dedicati a un'apertura della propria attività effettivamente si sono attrezzati e sono abbastanza puntigliosi nell'osservare le regole che ci sono state date.